Cari telespettatori, ben ritrovati nel nostro spazio in collaborazione con l'FNP CISL del Veneto. Ben ritrovata qui in studio Tina Cupani, grazie di essere qui con noi, segretaria generale FNP CISL Veneto. E ben arrivato anche il dottor Francesco Peron, ricercatore, che ha fatto una ricerca insieme al dottor Stefano Dalprà, che non è qui con noi ma ha partecipato, ricerca di cui estrapoleremo alcuni dati molto interessanti, faremo delle considerazioni, sarà un po' l'oggetto dell'approfondimento di quest'oggi, di cui vogliamo rendervi partecipi, di cui l'FNP CISL vuole rendervi partecipi, perché è una ricerca estremamente importante e interessante. Parla degli anziani, della non autosufficienza, che è uno stato ineluttabile, visto che l'anzianità raggiunge dei livelli di età molto importanti, è ben giusto che sia così, per carità, e le RSA, ovvero quelle strutture che poi sono deputate ad accogliere quelle persone che si trovano in difficoltà e non possono fare del loro domicilio, del proprio domicilio, la sede privilegiata fino agli ultimi giorni. Non tutti possono permetterselo, peraltro anche nel domicilio ci sono dei costi da sostenere, devono essere strutture che vanno anche adeguate. Ma ci sono dei dati che sono allarmanti, che fanno riflettere, perché da qui al 2042, mantenendo i rapporti di numero anziani con una non autosufficienza grave e numero di anziani, diciamo che la percentuale aumenterà progressivamente del 43,2%. E se le cose stanno così, mancheranno all'appello 10.700 posti letto. Allora, alla luce di questa situazione bisognerebbe fare anche delle considerazioni di carattere politico. Voi avete fatto delle riflessioni più volte, peraltro, segretaria, e poi avete commissionato questa ricerca importantissima, secondo me, perché al di là che analizzi i dati, immagino, della Regione Veneto, che a livello regionale Veneto è un punto fermo a livello nazionale per dialogare, per fare anche delle richieste precise al governo, no? Sì, grazie per l'apprezzamento per la ricerca, perché è stato un lavoro lungo quello che abbiamo fatto. Siamo partiti un po' dalla considerazione che il Covid ci ha lasciato, ci ha mandato dei messaggi chiari, che noi non possiamo farci trovare impreparati. E il periodo del Covid, il post-Covid, è stato questo che ci ha lasciato come amaro in bocca. Quindi il ragionamento che noi abbiamo fatto è: cerchiamo di fare una mappatura di quello che c'è adesso e che già manda a segnali di criticità, di difficoltà e poca tenuta nel territorio, e vediamo rispetto a quello che è l'andamento demografico, che è la cosa che in qualche maniera ci spinge a continuare a fare questo tipo di esplorazione verso il futuro, cosa bisogna fare oggi, cosa bisogna chiedere oggi alla politica nazionale, alla governance regionale, perché fra 20 anni, perché 20 anni passano in un attimo, il sistema sia in grado di gestire tutta la questione della non autosufficienza, ma anche dell'invecchiamento attivo, ma anche della domiciliarietà, tutto quello che riguarda il sociosanitario. E la lettura che abbiamo dato è stata una lettura che ci ha fatto riflettere e che ci sta dando un po' questa visibilità da un punto di vista di alert, cioè stiamo attenti che bisogna intervenire subito. Bisogna intervenire subito, anche perché, come voi avete anche valutato, adesso le pensioni sono di un certo livello, alcune non sono neanche di buon livello, ma di qua in avanti, quando avremo tutta una categoria di persone che adesso hanno sui 60 anni, quindi tra 20 anni circa, che andranno in pensione, non avranno livelli pensionistici di chissà che genere. Sì, sì, è il dato che emerge dalla ricerca. Infatti. Perché chi è uscito in questi anni è uscito con una buona pensione, una pensione che in qualche maniera ha permesso loro anche di essere un welfare familiare, come abbiamo detto, di aiutare. La nostra preoccupazione è che chi uscirà fra 20 anni e entrerà nel mondo del pensionistico avrà a malapena la possibilità di gestire la sua realtà personale, e con anche tanti punti di domanda. Secondo me è un disastro sociale. Se non succede qualche cosa non la vedo bene. Dottore, ci dica un attimo questa ricerca, come è stata strutturata, e anche capire un po' i parametri vostri di riferimento. Perché nasce dal 2023, cioè adesso praticamente da una problematica. In realtà è una ricerca, ringraziamo di nuovo, parlo anche a nome del mio collega Stefano che oggi non poteva essere qui, ringraziamo di nuovo la
segreteria di FNP CISL Veneto perché ci ha dato la possibilità di lavorare con una particolarità. Questa ricerca ha richiesto parecchio tempo, mi ricordo le prime telefonate sono state verso marzo quando ci ha contattato la segretaria, e da lì è stato un continuo evolvere della ricerca che di fatto non è ancora finita perché abbiamo intenzione di aggiornarla. E, una delle caratteristiche che ci siamo detti fin dall'inizio è stata diamo un dettaglio comunale della ricerca, di tutti i dati che possiamo, che troviamo, di cui abbiamo a disposizione ovviamente, cerchiamo di guardare con un dettaglio molto ravvicinato il nostro territorio e costruiamo delle mappe che poi sono interattive, perché un'altra caratteristica importante della ricerca è che poi si è trasformata in strumenti operativi per il sindacato, per i nostri operatori. E quindi questa caratteristica è una caratteristica molto interessante perché molto spesso si fanno delle ricerche e magari si parla del Veneto e si dà il dato per provincia, giustamente. Sì, infatti è vero. Poi quando abbiamo visto che avevamo la disponibilità di dati comunali, che cosa succedeva? Costruivamo prima la mappa del Veneto divisa per province e poi costruivamo questa mappa del Veneto per comuni. Ed era un po', abbiamo fatto più volte il paragone, come indossare degli occhiali da vista, cioè avevamo una visione prima del provinciale che ci dava una lettura del macro giusta, corretta, sotto diversi punti di vista, però poi quando andavamo a guardare il dettaglio comunale, ecco che illuminavamo, scoprivamo dei dettagli che prima non erano presenti e che ci permettevano di fare delle riflessioni aggiuntive estremamente importanti. Ecco, tra l'altro alcuni aspetti che sono stati analizzati, cioè presi in considerazione, il discorso del PNRR, cosa? E noi è da lì che è nata anche l'accelerazione su una diffusione del dato. Che cosa c'è? Perché è un anno epocale, è un anno epocale 2023. Ci sono tutte le risorse del PNRR che noi non vogliamo siano edifici senza persone dentro. E una casa di comunità che deve diventare nel territorio rete integrata di servizi alla persona, quindi case di riposo non autosufficienti gestiti dalle famiglie, in una gestione integrata con il pubblico che in qualche modo li governa. Abbiamo una legge nazionale sulla non autosufficienza, quella che adesso viene chiamata a favore delle politiche per gli anziani, che entro marzo deve chiudere un percorso per definire una legge quadro. Poi c'è la riforma delle IPAB, che è quello che ci preoccupa, perché noi siamo terrorizzati da una tendenza alla privatizzazione di quella parte di pubblico, di case di riposo pubbliche, che per noi devono rimanere nel sistema pubblico perché garantiscono non solo i servizi integrati alla persona, ma anche trasparenza e qualità all'interno delle case di riposo, perché c'è il controllo del pubblico. Infatti, perché, per spiegare proprio ai non addetti ai lavori, perché questa domanda ci è stata posta diversamente da diversi anziani, ma se il privato viene convenzionato e quindi all'anziano non presenta un costo, che differenza c'è con il pubblico? La differenza è di trasparenza, nel senso che una struttura a gestione pubblica può avere, da quel punto di vista lì, ha più trasparenza nel momento in cui mi aumentano le rette, nel momento in cui io posso chiedere come familiare di condividere dei percorsi anche. Pensiamo a tutte le questioni che sono nate con il Covid, i parenti, l'accesso, il non accesso. Quindi le limitazioni eventuali. E quindi il personale che nel momento in cui è personale del sistema pubblico, è personale che ha anche da un punto di vista di professionalità, di percorso formativo e di selezione un percorso diverso, perché è un percorso strutturato, perché è un percorso governato. E poi anche la garanzia di servizio per chi non è nelle condizioni di superare con risorse proprie. Esatto, questo è importantissimo. E soprattutto quello, perché il privato ha come scopo il profit, il pubblico per sua definizione non lo può avere, e quindi è una gestione completamente diversa. Quindi questo è importante chiarirlo, così diamo risposta a tante
tante perplessità, tante domande. Dottore, volevo chiederle, ci sono delle domande, 5 domande in modo particolare, che voi vi siete posti alla luce appunto di alcune evidenze: l'andamento demografico, quindi cresce l'anzianità, stato di salute dell'incidenza della non autosufficienza, aumenterà sempre più la non autosufficienza perché si aumenta l'età, come speriamo, questo dovrebbe succedere, offerta dei posti letto, abbiamo visto la RSA, questi sono i posti letto, e la capacità reddituale degli anziani, altro nodo cruciale. Quali sono un po' le question principali? Beh, allora, ovviamente la ricerca poi era più ampia, alla fine ci siamo focalizzati, stringendo un po' con tutti i numeri che avevamo a disposizione, ci siamo focalizzati su queste tematiche. Un punto interessante, un punto chiave che abbiamo trovato è stato, partendo dai dati di Istat, che ci dava la disponibilità di una previsione sul futuro della demografia divisa per fascia di età. Praticamente Istat ci dice che nel 2042, cioè tra 20 anni, e di nuovo torno a dire quello che diceva la segretaria, 20 anni passano in un attimo, ci sarà questo aumento della popolazione anziana che passerà da circa 1.100.000 a 1.600.000 persone in Veneto. Partendo da questo dato abbiamo iniziato a fare un po' dei calcoli, quindi quanto saranno i non autosufficienti. Vediamo la slide numero 1, così ci supporta in queste persone con almeno una malattia cronica sostanzialmente. Sì, partendo, esatto. Allora, questa era una prima slide, nel senso che qui che cosa vediamo? Vediamo bene che all'aumentare dell'età aumentano le persone che hanno almeno una malattia cronica. Che per caso ci serviva questo dato? Per far vedere come appunto all'aumentare dell'età probabilmente servono dei servizi sociosanitari che intervengano, perché queste malattie croniche a volte capita purtroppo che portino a sviluppi di non autosufficienza importanti. Vedete, nelle fasce over 90 arriviamo a percentuali veramente molto importanti. Ovviamente avere una malattia cronica non vuol dire avere bisogno di una RSA, però vuol dire, diciamo, che ci mostra questo andamento della salute, come all'aumentare dell'età possano insorgere delle problematiche. Ecco la non autosufficienza, vediamo la slide 2 che si presentano dei problemi. Esatto, invece se volessimo iniziare a parlare di non autosufficienza vera e propria siamo partiti da un altro dato sempre calcolato da Istat, dove stima in un 10,1% della popolazione con più di 65 anni che necessita, che non perde, diciamo, la capacità di cura della persona o comunque di fare una serie di attività che gli permettano, diciamo, di vivere in autosufficienza. Vedete le due slide? Le due slide a sinistra vediamo la stima dell'aumento della popolazione degli over 65, vedete il 1.142.000 di cui parlavo prima, sì, di oggi, e il 1.600.000 stimato per il 2042, che si trasforma poi, moltiplicando per un 10,1% questa percentuale calcolata da Istat, in 115.000 e poi in un aumento a 165.000 persone stimate che hanno una grave difficoltà, quindi molto probabilmente che avrebbero bisogno di essere seguiti, avrebbero bisogno di entrare in una struttura di tipologia RSA, quindi con questo incremento superiore al 40%. Segretaria, commento, diciamo, politico a questo, perché qua fa emergere che ci sono delle politiche che peraltro attuate qua in Regione, ma di cui voi continuate a insistere sull'invecchiamento attivo. Sì, no? Sì, perché sull'invecchiamento attivo la Regione continua a chiedere incontri ma non propone niente dal punto di vista operativo di progettualità. Invece bisogna investire sull'invecchiamento attivo. Noi abbiamo fatto dei convegni importanti sulle malattie di genere, quindi in qualche maniera cercare di creare un percorso di prevenzione sapendo quali sono i rischi e differenziando il genere in cui incorri, quindi formazione capillare nel territorio con esperti, con geriatri su come mantenersi attivi e facilitare le relazioni con attività culturali, la socializzazione, quindi essere nei comuni, nelle realtà locali, centri in cui c'è la socializzazione, e predisporre anche tutte quelle strutture che da un punto di vista di supporto all'attività fisica delle persone vengano in aiuto. Noi abbiamo fatto tutto un ragionamento dal nostro interno di progetti da sviluppare nel territorio, di proposte da fare ai comuni, che mette insieme il mondo del volontariato,
volontariato, quindi anche la parte culturale, la parte di socializzazione, con una parte più legata alla prevenzione e l'altra all'aspetto delle proposte da fare nei comuni per garantire questo, perché se si arriva a 80 anni stanchi e con poca salute, è chiaro che il rischio della non autosufficienza è molto e con pochi stimoli, questo è l'altro aspetto, perché invecchiamento attivo vuol dire anche stimoli, una cosa importante. Voi avete analizzato anche la situazione dell'RSA, il tipo di distribuzione che c'è sul territorio, e ci sono, appunto, lei diceva mancheranno posti letto, ci sono dei territori dove ce ne sono di più, altri di meno, quindi siamo un po' macchia di leopardo, no? Come servizio. Assolutamente, sì, c'è la slide a riferimento, assolutamente. In questo caso che cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso il territorio per ULSS e abbiamo messo in relazione che cosa? I posti letto disponibili in quel territorio, in quella ULSS, con il numero di persone con più di 65 anni e poi moltiplicato per 100, quindi quanti posti letto ci sono di fatto ogni 100 persone con più di 65 anni in quel territorio. Sì, qui stiamo vedendo in realtà proprio il numero di RSA presenti, quindi sicuramente giustamente siete andati a fare una cosa capillare. Cioè, sì, abbiamo preso, ecco, questa è una cosa interessante, nel senso che abbiamo preso un file disponibile della regione che appunto aveva questa caratteristica, aveva la caratteristica di avere il dettaglio comunale, come dicevamo fin dall'inizio, cioè noi avevamo voglia e bisogno di capire il singolo dettaglio comunale. Poi dal comune abbiamo raggruppato in base alle ULSS. Questo è il risultato, però più che il numero di strutture presenti nel singolo territorio, che appunto è molto influenzato anche dalla popolazione che risiede in quel territorio, era interessante cercare di capire quanti posti letto c'erano ogni 100 persone over 65, e in quel caso è stato interessante, nel senso che abbiamo visto dei valori abbastanza differenti in realtà, nel senso che se la media del Veneto dei posti letto era di 2,76 posti autorizzati, sappiamo anche che ci sono alcune ULSS che arrivano fino a 3,6. Vediamo la slide 4, infatti, a questo proposito, che la supporta. E altre invece che hanno meno posti disponibili, arriviamo fino a 2,3-2,4. La cosa interessante in realtà è che le ULSS che hanno più posti letto a disposizione in realtà sono le ULSS delle aree di Belluno e Rovigo, che poi sono le aree che hanno un po' meno residenti a disposizione. Questo perché si crea un rapporto percentuale tra il numero di posti letto e il numero di anziani disponibili. Però anche questo è un discorso molto interessante che va approfondito, nel senso che questi territori sappiamo che sono percentualmente territori più anziani, nel senso che il rapporto tra il numero di over 65 e la popolazione totale è molto più elevato rispetto alla media del Veneto, tanto che in alcuni comuni addirittura si supera il 33% di persone over 65 sul totale della popolazione, che è la stima che Istat fa a livello nazionale tra 20 anni, cioè vuol dire che in questi territori abbiamo già raggiunto i livelli che Istat stima ci saranno tra 20 anni. Quindi una natalità praticamente quasi nulla. Assolutamente. Poi tra l'altro avete analizzato il dettaglio comunale con una mappa di carattere regionale, quindi vediamo appunto la slide 5, perché l'aspetto comunale risulta molto rilevante. Ci sono comuni, eccoli là, lo vediamo evidenziati maggiormente. Cos'è l'area del Veneziano, giusto? Sì, abbiamo un'area del Veneziano particolarmente dove c'è dove un po' tutti i comuni hanno almeno un po' di posti letto, e poi vediamo invece altri territori, soprattutto nella parte centrale della regione, ma anche quello che dicevamo un po' prima, cioè per esempio a Belluno, dove in realtà ci sono meno persone over 65 in assoluto, perché sono territori meno abitati magari delle aree centrali come possono essere Vicenza, Padova, Treviso, ma sono più, tra virgolette, anziani, cioè il rapporto tra over 65 e totale è più alto, quindi da una parte meno domanda, tra virgolette, ma dall'altra parte una domanda più specifica che ha più bisogno. A questo punto si pone, segretario, un problema anche di programmazione.
È una programmazione che non c'è perché non si dà una lettura di quello che c'è rispetto alle richieste anche di accreditamenti, di nuovi posti letto, interventi di strutture private e di fondazioni che continuano a chiedere nuovi accreditamenti. Ma questo io non posso come Regione concederlo se prima non ho una mappatura, non valuto l'esistente rispetto alla popolazione anziana, rispetto al trend, rispetto anche all'economico. Io non posso creare posto letto a 50 km o a 30 km dalla casa di chi poi deve comunque seguire il proprio anziano, perché gli anziani hanno bisogno dei propri familiari, hanno bisogno di vederli, hanno bisogno di essere accarezzati da loro, e quindi non li puoi portare in strutture lontane, ma perché la pressione del privato fa creare posti dove potrebbero non servire già adesso, ti so dire un domani, se io non ho la visione del domani. Ma se questi dati li abbiamo noi, li abbiamo creati noi in tempi relativamente brevi, ma è mai possibile che chi governa questa regione, che i sindaci anche, che continuano a farsi un po' accarezzare da questa idea di privati che offrono di aprire nel territorio case di riposo magari di livello alto, ma i nostri anziani bisognosi non hanno bisogno solo di case di riposo di livello alto, hanno bisogno di un servizio radicato nel territorio in una logica di prossimità vicino a casa, se possibile. Chiaro, magari strutture più piccole però più efficienti e vicino a accessibili, sì. Perché se anche di alto livello ma economicamente non puoi sostenere. Invece la tendenza adesso è quella di andare su livelli molto alti e lasciare scoperto invece chi per questioni economiche non può accedere ed è costretto ad andare a 40-50 km. Assolutamente. E per quello continuo a dire che il cappello del pubblico da noi è un cappello importante, perché dà garanzia. Infatti questo è importantissimo. E a questo proposito voi, dottore, avete notato una tendenza da scivolare sul privato? Sì, allora anche qui di nuovo la specifica, noi avevamo bisogno appunto di mantenere gli stessi database, quindi siamo riusciti a risalire indietro nel tempo fino al 2016, quindi con uno scarto di 4 anni che potrebbe sembrare poco. In realtà la cosa ancora più interessante è che nonostante questo scarto così piccolo noi abbiamo registrato lo spostamento, si è visto, nel senso che siamo passati da un 47 a un 49, adesso in soli 4 anni siamo passati dal peso percentuale del totale dei posti letto privati era il 47% nel 2016, era diventato oltre il 49% nel 2020, quindi ormai siamo vicini a un posto pubblico, un posto privato. Infatti. E questo, segretaria, parla da sé. E noi torniamo sempre lì. Qualcuno si chiede perché questo nostro continuare ad insistere, ma per il discorso che facevamo anche all'inizio, per noi la struttura della casa di riposo può diventare nel futuro la rete integrata di servizi a supporto della non domiciliarietà, nel territorio. Quindi l'abbiamo detto, l'82 dei non autosufficienti io li ho a carico delle famiglie al proprio domicilio. E quindi se io riesco a far mantenere queste strutture che attualmente sono pubbliche nel pubblico, le posso fare diventare un punto di riferimento dell'assistenza nel territorio integrata con personale pubblico e con una garanzia anche nei confronti delle famiglie che il servizio alla persona per chi ha un non autosufficiente a casa viene garantito. Questo è importantissimo. E questo è importante perché posso fare velocemente, noi abbiamo indicizzato le pensioni e adesso col 2023 i nostri pensionati si sono visti arrivare all'aumento. Pensiamo quanto questo dato potrebbe essere molto più sentito dai pensionati se accanto a questo ci fosse anche una rete di servizi a carico del sistema pubblico, per cui non dovrebbero pagare alcuni servizi che attualmente per le carenze e per la disorganizzazione territoriale e anche per una lista di attesa lunghissima sono costretti a fare. Quindi sarebbe diciamo da un punto di vista economico dei nostri pensionati un qualcosa in più che ti rimane.
almeno in servizi, sarebbe fondamentale. Sì. Tra l'altro l'altro aspetto che è emerso dalla vostra ricerca, se non erro, è il fatto che in proiezione futura le RSA forse non sono in grado di assolvere a tutte le richieste, le istanze che verranno dalla popolazione anziana di domani, no? Sì, lì abbiamo ragionato partendo da quel famoso 2,76 di cui parlavamo prima. Vediamo la slide 6 da questo proposito. Avevamo a disposizione questo dato che tra l'altro è molto preciso, quello che fornisce Istat sulla crescita della popolazione, è veramente molto, molto mirato. Quindi abbiamo detto il nostro calcolo per arrivare al 2,76 che cos'era? Era il numero di posti letto diviso over 65% uguale a 2,76. Se teniamo fisso il 2,76, abbiamo il valore della popolazione over 65 tra 20 anni, possiamo calcolare gli over 65, i posti letto che mancheranno. E anche qui vediamo questa forte crescita. Passiamo appunto dagli attuali 31.000 a circa 45.000. Quello che però è interessante è che questa crescita che servirà nei prossimi 20 anni non servirà per un miglioramento, servirà per mantenere l'attuale proporzione. Quindi sicuramente è interessante, quindi sicuramente torna il tema della programmazione che deve avvenire in tempi da oggi, insomma. Assolutamente. Segretaria, c'è un altro aspetto importante, che bisogna che in queste strutture, lei lo accennava prima, non siano vuote, ma ci siano delle persone capaci, qualificate, in grado di assolvere a tutti questi oneri, perché più personale c'è, più la struttura funziona bene e l'anziano si trova bene e si riescono ad assolvere certi problemi. Quindi l'appetibilità di questa professione di assistente, di quel che è all'interno delle strutture. Sì, noi dobbiamo fare in modo che ci sia una formazione che renda anche la formazione è molto importante, cioè un percorso formativo, fare capire quanto sia importante essere preparati, essere adeguati, essere all'interno del sistema, ma essere anche numericamente sufficienti, perché molte difficoltà sono nate per turni insostenibili, per situazioni in cui uno doveva scegliere o la famiglia o rimanere 22-3 giorni all'interno delle case di riposo. Quindi personale qualificato, formato, che sia disponibile anche a svolgere quei servizi di prossimità e di cura a chi ha il non autosufficiente a casa e che quindi svolga anche questa funzione. Abbiamo terminato la trasmissione, ma l'ultimo punto è fondamentale: sostenibilità economica. Vediamo l'ultima slide, la slide 7, commentiamola rapidamente. Molto, molto rapidamente. Diciamo che abbiamo immaginato quale sarà di nuovo la situazione tra 20 anni, quindi abbiamo preso quelli che sono oggi i pensionati che hanno tra i 60 e i 64 anni, immaginando di traslarli tra 20 anni quando avranno 80-84 anni, e come abbiamo visto un probabile aumento della necessità di avere delle strutture di accoglienza o che comunque possono dargli una mano. Il 62% dei pensionati che oggi hanno tra 60 e 64 anni ha un reddito lordo da pensione inferiore ai 18.500 euro circa. Il problema qual è? Che al massimo arrivano a 18.000, tutto il resto del 60% può essere anche inferiore, ed è lordo. A questo abbiamo aggiunto un valore medio abbastanza generico, che però insomma, è interessante, nel senso che abbiamo detto circa 60 euro al giorno, comprensivo dei contributi regionali, per avere un alloggio in RSA per 365 giorni veniva 21.600 euro. Quindi capite che già oggi c'è un differenziale tra le pensioni che vengono erogate e la disponibilità che viene richiesta per avere un alloggio. E qui torniamo, segretaria, proprio in battuta di chiusura a quello che diceva lei all'inizio: bisogna fare una programmazione anche reddituale. Certo sì, ma soprattutto di essere in grado di fare in modo che ora le retribuzioni siano tali da avere delle pensioni adeguate in futuro, ma che anche i comuni si prendano in carico fin da oggi anche una pianificazione sul welfare sociale, supporto eventualmente alle famiglie. Perché chi diventa anziano ha più bisogno di servizi sociali, di sanità e di welfare, economicamente sarà più povero e questo deve essere un impegno di chi ci sta governando, quindi creare anche quel welfare di sostegno
che deve andare incontro ad un futuro che non è poi così lontano. E poi retribuzioni adeguate, perché sennò come si farà ad avere una pensione decente? Perché alla fine non ci si, con il sistema attuale. Investire sui giovani, investire su retribuzioni adeguate, investire sugli stipendi di genere, smettiamolo di penalizzare le donne che poi si dovranno anche farsi carico come caregiver di molti non autosufficienti, e quindi il rilancio dell'economia, la valorizzazione del lavoro e il riconoscimento economico per chi lavora, sì, credo sempre. Grazie segretaria, quindi voi siete impegnati a tutto campo, perché non è solo una questione di case di riposo in autosufficienza, ma è una tematica che abbraccia tutti. Io ringrazio perché il tema è stato molto interessante, secondo me meriterà un approfondimento in prima serata, lo dedicheremo con anche altre figure, perché è una ricerca strategica, secondo me, anche per valutazioni e considerazioni di altro genere, di carattere politico. Grazie a Tina Poccupani, segretaria generale FNP CISL del Veneto, grazie al dottor Francesco Peron, ricercatore, e Stefano Dalprà, che non è qui presente, ma comunque è come se lo fosse stato. Grazie ancora, la puntata la rivedete naturalmente in replica nel nostro sito. Buon proseguimento.